lodato Gesù Cristo. Come ben sappiamo, ci tocca vivere in un mondo dove sembra, meglio non sembra, è reale, regna una grande confusione, dove ciascuno possa fare secondo testa sua, dove quello che prima veniva considerato come un male adesso viene considerato come un bene, già che adesso il bene o il male è qualcosa soggettivo. Cioè, secondo me questo è un bene, secondo te può essere un male, ognuno ha la propria verità. E quindi si crea una grandissima confusione perché non si sa distinguere tra il bene o il male, non si sa distinguere tra la destra o la sinistra. E una delle frasi che non gli perdonarono mai al Papa Benedetto XVI e con la quale definì perfettamente, in un modo magnifico, la confusione del mondo attuale, in questa che ci tocca vivere, è quella di dittatura del relativismo. Viviamo in una dittatura del relativismo, anche cercheremo di spiegare cosa voleva dire il Papa con questa realtà, con questa frase. Dittatura che si presenta sotto apparenza di libertà. Sembra che oggi tutti siamo pienamente liberi di fare quello che vogliamo. Un'apparenza di libertà di espressione. Si manifesta con chiarezza per il fatto che, mentre per una parte si insiste nel fatto che non esiste nessun tipo di dogma, nessun tipo di comandamento, cioè siamo pienamente liberi, relativismo, d'un'altra parte si attacca molto duramente a tutte quelle persone che non la pensano come questi relativisti. Voi pensate semplicemente come viene aggredita la Chiesa per non pensare come pensa il mondo oggi. Il relativismo attuale pensa e crede e ti cerca di far credere che molte forme o molti anche atteggiamenti antinaturali dell'uomo siano un bene, una cosa normale. Pensate nell'aborto, eccetera. Quindi da una parte ti fa credere che sei libero a pensare quello che vuoi, ma da un'altra parte ti impone il suo pensiero. Dittatura del relativismo. Cerchiamo di approfondire ancora di più, di capire ancora di più. Che cosa è il relativismo? È una posizione filosofica, cioè un'idea, che nega che esista una sola verità, una verità assoluta. Cioè, io ho la mia verità, tu hai la tua. Tu la tua, tu la tua, tu la tua. Cioè, non può esistere una sola verità. Cioè, nega quello che è ovvio. Nega la possibilità per l'uomo di conoscere la verità e sostiene la relatività di ogni affermazione, di ogni pensiero, cioè l'uomo è la misura della verità, cioè sono io a decidere che cosa è la verità, cosa è il bene o il male per me. Questo è il relativismo. Sono io a decidere, come abbiamo sentito tante volte, questa è la mia vita, io faccio quello che voglio. Sono io a decidere che cosa sta bene e che cosa sta male. Tutti sappiamo, ed è ovvio, che uccidere una persona è qualcosa di sbagliato. Però se un uomo dice che l'aborto non è una cosa sbagliata, basta, tutti cominciano a pensare nello stesso modo. Dittatura, ti obbligano con belle frasi a pensare così, al punto tale che comincia a diventare qualcosa di normale. Normale. Dittatura del relativismo. Oggi nessuno può dire qual è la famiglia normale o tradizionale, come vogliono farti credere. Non è più quella del padre, la madre e il figlio, come dicevamo l'altra volta. No,
Per me può essere un papà con un altro papà, una mamma con un'altra mamma, o come per esempio accade adesso, possono essere 2 papà con 2 mamme, o 3 papà con 3 papà, o come è accaduto anche ultimamente, una donna che si vuole sposare con il suo cane. Cioè, se accetti, cominci a accettare quello che non è ovvio ed è illogico, non ti puoi fermare. È come è accaduto in Italia. Accettiamo la legge del divorzio, prima legge antinaturale, dopo non ti puoi fermare, per forza devi accettare la legge dell'aborto. Già hai fatto un primo passo illogico. È impossibile fermarsi dopo. Dopo accetterai l'aborto, dopo accetterai l'eutanasia, eccetera, eccetera. Perciò che la Chiesa si mantiene ferma nei suoi principi. Se tu patti con il mondo, sei perso. Entri dentro questa dittatura del relativismo. Ti fanno credere che sei libero, ma ti impongono delle idee che tu devi credere e devi pensare come tutti gli altri. Qual è l'origine di questo relativismo? Non è una cosa nuova. Inizia già nel secolo VI avanti Cristo con i filosofi greci. Protagora fu il primo filosofo che disse: l'uomo è misura di tutte le cose. È lui che decide cosa sta bene o cosa sta male. O Descartes, penso, dopo esisto. Cioè, prima io, dopo sono io a dare l'essere a tutte le altre cose, secondo il mio pensiero. Penso, dopo esisto, ma si è dimenticato di un piccolo particolare, che per pensare prima deve esistere. Per poter pensare, lui deve ricevere questo dono da qualche creatura al di sopra di lui. Ha sbagliato in un piccolo dettaglio, però ha fatto sbagliare tutta l'umanità. Per voler essere lui e l'uomo la misura di tutte le cose. Un altro filosofo che si segue molto oggi è Kant. Si studia nella scuola come la cosa più normale al mondo, ed è lui anche a dire che devono essere le cose ad adeguarsi a me. Non devo essere io a dire questo che ho davanti un albero, se per me è un cane, bene, se questa è la tua verità, ti rispetto. Cioè, la filosofia moderna ti porta oggi a negare quello che è ovvio, a negare il proprio modo di pensare, il modo normale, il modo di essere razionale, e quindi ti obbligano a negare e ti fanno negare la tua propria libertà. Tu già non pensi con la tua propria testa, pensi con la testa degli altri. Qual è il fine che si propone il relativismo? Cioè, qual è il fine? Perché questo modo di pensare? È semplice: poter dominare le masse e poter dominare l'uomo nel suo modo di pensare, che tutti pensino uguali. E dopo vedremo perché si cerca questo fine. Per esempio, ogni uomo ha una scala di valori, di principi, che abbiamo imparato dai nostri genitori, dalla legge naturale, dalla legge divina, come per esempio l'onore è un principio. L'essere anche fedele alla propria parola è un principio. C'è una gerarchia di valore. Quando uno più rispetta questa gerarchia di valore, più si realizza come uomo. Quindi è semplice per capire che quando si cerca di distruggere un popolo, dobbiamo distruggere questa gerarchia di valori, cioè togliere tutti questi valori. Per questo, se qualcuno vuole attaccare una società, deve privarla dai suoi valori, cioè deve privarla dalla sua vista, dal suo occhio, dal suo vedere. Qual è questo vedere? I principi, la sua etica, le sue leggi morali. Voi pensate che, per esempio, non per niente il comunismo, quando invadeva
un popolo, come per esempio fu la Polonia, la prima cosa che eliminava subito erano tutte le persone colte e intellettuali. Non erano stupidi, perché eliminando le persone intellettuali elimini le radici di una società, i principi di una società. Oggi quelli che vogliono entrare all'Unione Europea sono costretti a dover rinunciare a principi etici e morali. La Romania, se vuole entrare nell'Unione Europea, deve accettare il divorzio, deve accettare l'aborto, deve accettare l'educazione sessuale, nel modo nel quale te lo impone l'Unione Europea, che dopo vedremo che significa questo. Cioè, devi accettare a rinunciare ai tuoi propri principi, la tua propria identità. Tu devi essere un nulla, qualcosa che possa essere maniabile facilmente da altre persone. Quindi questo si fa in un modo molto tranquillo, non allarmante, sottovoce. Si sta facendo quello che viene chiamato una rivoluzione culturale, dove non ci siano più frontiere, diverse lingue, dove tutti la pensino uguali, al modo che ti indicheranno loro. Quello che viene chiamato anche reingegneria sociale. Che significa questo? Significa semplicemente trasformare uomini di carne e ossa in materia malleabili, cioè uomini ibridi, creati in laboratori dove ti fanno un lavaggio di cervello tramite il mass media. Tu cominci a pensare come tutti gli altri. Questo succede esternamente, vi l'ho detto l'altra volta, se tu non ti pettini di questo modo non puoi appartenere alla società. Se non ti visti in questo modo non puoi appartenere alla società. Se non pensi questi principi che ti impone il mass media, tu sei escluso dalla società. Questa è la dittatura del relativismo che ti fa credere che tu sei libero di pensare quello che vuoi e alla fine ti impongono un modo di pensare. Vogliono convertire uomini massa, uomini facili di dominare, come marionette, uomini che non pensino con la propria testa. Pensare con la propria testa significa essere libero. E quindi loro distruggono la libertà, però sotto l'apparenza che ti danno una grandissima libertà di pensare. Quindi un uomo senza radici è un uomo che è molto facile di portare e di vendere quello che vuoi. Quali sono gli effetti che produce il relativismo? Il relativismo cercherà di distruggere tutto quello che abbia un odore di principio etico, civile e morale. Cioè, cercherà di distruggere tutto quello che noi chiamiamo colonne portanti dell'uomo. Prima cosa che deve distruggere, che è un principio reale, Dio. Dio deve essere eliminato assolutamente perché è un principio reale, cioè l'uomo per natura tende verso Dio. Però il relativismo dice non c'è niente di reale e niente di sicuro, ognuno ha la sua verità. Dio è il primo nemico del relativismo, lo dobbiamo togliere, dobbiamo obbligare alla gente a pensare che non esiste più Dio. Dittatura. Un uomo senza Dio è un uomo senza padre e senza madre. Un uomo senza padre e senza madre è un uomo che non sa da chi viene, qual è il senso della sua vita e dove deve andare. È un ibrido, è qualcosa alla quale io gli posso mettere quello che mi pare nella sua testa e gli posso vendere quello che mi pare. Seconda cosa che si deve distruggere, un'altra colonna portante, la Chiesa Cattolica, perché è immagine di Dio. È l'unica istituzione che mantiene e cerca di non tradire i suoi principi. Mantiene la famiglia, la fedeltà del matrimonio, la vita. È il primo nemico anche del relativismo.
Si cercherà anche di distruggere la famiglia, un altro, abbiamo detto, colonna portante dell'uomo. Lo diceva anche Suor Faustina. È l'ultima battaglia tra Dio e il demonio, perché la famiglia è un valore morale. Quindi devo distruggere tutto quello che aveva un principio, un fondamento, una base. Deve esistere un relativismo, un'ignoranza di tutto, al punto tale che non si sappia più cosa sia la famiglia. Che cosa verrà utilizzata allora per imporre questo modo di pensare? Facile, le scuole. Si devono addottrinare i nostri figli già fin da piccoli, senza che voi lo sappiate. Perciò che ho cercato che i bambini siano troppo lontani, molto lontani, perché a loro le insegnano cose che voi non sapete. Io voglio adesso dirvi cosa le dicono loro e che loro non sappiano che io ve lo sto dicendo. Io ve lo farò vedere anche che cosa le dicono a loro. Il bambino nella scuola gli verrà detto, in diversi modi, che lui è quello che crea la sua realtà. È lui che deve decidere sulla sua realtà, tramite l'educazione sessuale, che più avanti vi dirò in che cosa consiste, o come per esempio in Canada, dove sono obbligati i bambini a studiare un libro che si chiama Il relativismo delle religioni, dove al bambino si le svuota completamente la testa di qualunque principio lui abbia ricevuto dalla sua famiglia. Una tabula rasa, senza nulla. Quindi questi effetti che stiamo vedendo adesso già sono stati pensati da un grande marxista italiano, Gramsci, che per me fu molto più intelligente di Lenin. Lo ammiro in quanto alla sua intelligenza. Lui, mentre era in carcere, dice: come posso far entrare il comunismo nei paesi latini, cioè di radici cristiane? È impossibile, è molto difficile, non si può fare come in Russia. In questi paesi la radice cristiana è molto forte. Come posso creare e far sì che entri il comunismo, questo modo di pensare, nei paesi di cultura cristiana? E lui scrive questa frase. La sua ricetta è impadronirci prima del mondo delle idee affinché le nostre idee si impadroniscano del mondo reale. Cioè, io prima devo cercare di creare e di mettere idee nelle persone per dopo impadronirmi delle persone. In che modo lo fa realmente lui, concretamente? Comincia a ridicolizzare, dice: dobbiamo cominciare a ridicolizzare la religione cristiana, cioè al punto tale che l'uomo resti senza fede, o almeno che si vergogni di essere cristiano. È quello che stiamo vedendo adesso. Una grandissima ignoranza della fede, e in quelli che credono una grande vergogna di dimostrare che sono cristiani. Quindi ridicolizzare la Chiesa, ridicolizzare i preti, togliere l'autorità a loro, seminare il dubbio, dice lui, calunniare, infiltrarci anche, metterci dentro della Chiesa. Lui dice: non serve fare dei martiri, quello che ha fatto la Russia, dice il peggio errore che ha fatto l'uomo. Non possiamo fare dei martiri, perché quando muoiono i martiri cristiani sorgono più martiri ancora e più cristiani. Dobbiamo cercare di infiltrarci dentro della Chiesa. Durante il tempo di Lenin si sa che lui inviò più di 1000 falsi seminaristi a studiare a Roma per infiltrarsi dentro della Chiesa e far confondere la Chiesa. Non per niente la gente di oggi ti dice: padre, io non capisco questo sacerdote, mi sta confondendo, o quello che ha detto questo vescovo, o quello che ha detto questo cardinale, o questo che ha detto questo sacerdote. C'è una grande confusione interna. È il modo di confondere le persone. Perciò dice Gesù che quando si colpisce il pastore si perdono tutte le pecore.
E per ultimo, dice lui, una volta che abbiamo cercato di mettere questo pensiero, di ridicolizzare la Chiesa, di far credere all'uomo che la felicità si trova qui, i politici dovranno pensare come noi, perché non sapranno cosa pensare. Dovranno pensare come noi, come la pensano tutti. Quali sono gli slogan del relativismo? Quelli che hanno vissuto la generazione del 68 si ricorderanno di questi slogan dialettici, non veri. Per esempio, proibito proibire. È una contraddizione. Ogni idea, principio o credenza è rispettabile come qualsiasi altra. Bugia. Prova di dire qualche cosa contro il relativismo attuale. Prova di parlare contro l'omosessualità. Prova. Non contro gli omosessuali. La Chiesa non parla contro gli omosessuali. Prova di parlare contro l'omosessualità e vedrai se realmente ogni idea e principio è rispettabile. Dove si trova la libertà di espressione? Dove si trova la libertà di espressione? Non è una legge qui in Italia e in tutto il mondo? A me non mi interessa se gli omosessuali vogliono fare tutte le sue sporcizie insieme, che lo facciano tranquilli. Ma quello che più mi arrabbia è che loro mi vogliono imporre, loro mi vogliono imporre che io devo credere che quello è normale. Questa è una pazzia. Io non sono nevrotico. Quello che è ovvio è ovvio. Se lo vogliono fare, che lo facciano tranquilli. Auguri, fatelo tranquilli. Ma non cercate di impormi a me quell'idea che questo è normale, perché per me non è normale. Dove si trova allora la libertà di espressione? Non si trova la libertà di espressione. È la dittatura del relativismo. Ti obbligano a credere una cosa che è falsa. E te lo impongono. Te lo impongono loro. E attenzione, perché questo relativismo può essere anche un relativismo cristiano. Molti cristiani dicono: io non rubo né uccido. Hanno creato la sua propria religione, secondo il suo modo di pensare. Voi pensate che nella Genesi si dice che l'uomo fu creato a immagine di Dio. Adesso è Dio che deve adeguarsi alla nostra immagine, cioè Dio deve rispettare quello che io dico. Se per me non uccidere e non rubare sono gli unici 2 comandamenti, Dio si dovrà adeguare a me. Quindi adesso vi farò vedere brevemente, spero che siano in 10 minuti, la dittatura del relativismo in azione concretamente, con un esempio concreto, la ideologia del gender, che sicuramente voi l'avete sentito tante volte, ma non sapete cosa significa, perché al mondo non gli conviene che voi sappiate. Se lo fanno sapere i vostri bambini, però di nascosto a voi, perché se voi saprete cosa significa realmente questo, ideologia del gender, sarei sicuro che non inviereste mai i vostri figli alle scuole. E già è una legge approvata in Europa, in gran parte del mondo, curato dall'Associazione Mondiale per la Sanità. Bellissimo titolo. Però vedete cosa vogliono mettere nella mente dei vostri figli, di quelli che sarà il futuro. Vedremo cosa è il gender, come si insegna e chi si trova dietro questa ideologia. Una ragazza e un ragazzo sono uguali? A prima vista no. Una ragazza e un ragazzo non sono uguali, sono diversi. Sono diversi quando sono piccoli e lo sono ancora di più quando crescono. E soprattutto sono diversi nel loro interno. Ma per alcuni una ragazza e un ragazzo non sono diversi perché hanno un corpo diverso, ma perché i genitori, la famiglia, la società, la scuola, tutti li obbligano ad essere diversi. Sia una ragazza perché si è stati obbligati ad essere ragazza,
Si è un ragazzo perché si è stati obbligati ad essere ragazzo. E siccome sono diversi, non sono uguali. C'è allora un problema per alcuni, quello della diseguaglianza tra ragazzo e ragazza, che più tardi diventa diseguaglianza tra uomo e donna. Come si risolve? Rendendo ragazza e ragazzo totalmente indifferenziati e dunque simili. E quindi fare in modo che genitori, famiglia, società, scuola la smettano ad obbligare un ragazzo ad essere ragazzo e una ragazza ad essere ragazza. Ma i genitori, la famiglia, la società proprio non capiscono perché bisogna distruggere questa sbagliata concezione. Allora qualcuno ha detto che la scuola sarebbe stato il miglior mezzo. A scuola, infatti, lontano dalla famiglia, si potrà imparare a mischiare tutto ciò che può essere tipico da ragazzo o da ragazza. Sì, un papà può indossare un vestito e mettersi un rossetto. Le ragazze possono guidare un camion. Un neonato può avere 2 mamme o 2 papà. La scuola deve mischiare tutto tra maschile e femminile. Così sia più facile mischiare e si sarà più uguali. Dunque ci sarà più uguaglianza e non ci saranno più problemi. Ma allora, io come posso essere certo che sono veramente ragazzo? Ecco che a forza di mischiare tutto, di fare in modo che tutti siano uguali, un ragazzo non sa più se è veramente un ragazzo e una ragazza non sa più se è una ragazza. Abbiamo risolto il problema dell'uguaglianza? No, abbiamo solo creato un altro problema, quello dell'identità. Non vogliamo una scuola che confonda i bambini. Vogliamo che i nostri bambini imparino a leggere, a scrivere, a contare a scuola. Noi vogliamo una scuola che formi il loro rispetto etico attraverso la cultura. Lasciate che le ragazze siano ragazze. Lasciate che i ragazzi siano ragazzi. Seconda cosa, come si insegna? Abbiamo detto che già è una legge approvata in Europa dall'Associazione Mondiale per la Sanità. Guardate che bella presentazione. Come si insegna qui? In Italia, in certe scuole, senza che lo sappiano i genitori. Il gender non esiste. Molti vogliono farcelo credere, ma dove sta davvero la verità? Ma partiamo dall'inizio. Nel documento standard per l'educazione sessuale in Europa, curato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, troviamo le basi della teoria gender unita all'ipersessualizzazione precoce dei più piccoli. Secondo quanto si legge, un educatore dovrebbe seguire i bambini già nella fascia dagli 0 ai 4 anni nell'esplorazione delle diverse identità di genere e nel raggiungimento del piacere sessuale tramite la masturbazione infantile precoce. Tutto ciò si concretizza, per esempio, con l'utilizzo nelle scuole, sin da quelle d'infanzia, di favole come Perché 2 papà?, in cui si racconta la storia di una coppia gay che acquista un bambino con la pratica dell'utero in affitto, o con il libro Nei panni di Zaf, in cui vi è un bambino transgender che vuole diventare, testualmente, una principessa con il pisello. Papà gay. Pure voi siete una famiglia? Certo, risposero i 2 papà. Sono 2 maschi. Sono 2 maschi. Una femmina fa il semino nella pancia, poi lo dà a loro. E lo dà a loro. È un po' strano. È un po' strano, però è permesso. Sì. Al Liceo Giulio Cesare di Roma venne imposta come lettura obbligatoria ai ragazzi di 14 anni, senza il consenso dei genitori, il romanzo 6 come 6, contenente diversi passaggi molto espliciti, così volgari che il Presidente del Senato non li ammise nel testo di alcune interrogazioni. Quindi quello che non si poteva leggere davanti a tutti perché era osceno, si presenta come culturale, civile e obbligatorio ai ragazzi di 14 anni. Siamo impazziti, In Francia è stato utilizzato questo video per spiegare nelle scuole elementari la fluidità tra i generi, con una bambina che si rade ed un bambino con il rossetto.
Negli Stati Uniti addirittura vengono organizzati dei campi per bambini transgender, in cui i maschietti vengono trattati da bambine e possono vestirsi con abiti femminili. Alcuni di loro sono già sotto cura ormonale. Ma siamo davvero sicuri che questo per dei bambini sia la cosa veramente giusta? La terapia ormonale mi preoccupa, lo confesso, perché Ryan ha soltanto 12 anni e desidera dei figli in futuro. Sa però che in seguito alla terapia e alla transizione potrebbe non averne mai perché non avrà sviluppato le caratteristiche maschili necessarie per riprodursi. Il rischio è che non potrà produrre lo sperma perché non ne avrà. Per lei è un grande dolore. Chi si trova dietro tutta questa cosa? Si trova dietro quello che noi abbiamo detto, il dio Mamona, poderoso cavaliere es don dinero, cioè potente cavaliere il denaro. E voi pensate che cosa curiosa, noi possiamo essere relativi, cioè pensare quello che vogliamo, su qualunque cosa, tranne sul valore del denaro. Sul valore del denaro nessuno dubita, cioè se ti arriva una bolletta di 300 euro dell'Enel, tu non puoi dire per te saranno 300 euro, ma per me sono 10. Prova di applicare la legge del relativismo, non te l'accetteranno. Quindi è il denaro che sta promuovendo tutta questa cosa per creare ibridi, cioè diversi tipi di persone, e poter vendere ancora di più. Perché io già non vendo soltanto un uomo o una donna, posso vendere uno che vuole essere mezzo uomo, mezza donna, uno che vuole essere anche uomo cane o uomo gatto, come succede in Inghilterra. Si cominciano anche a vendere delle ormoni che vengono ingettate anche ai bambini di 12 anni affinché non crescano, le ritardano questa formazione della sua personalità. È una cosa machiavellica. Bene, vedete adesso che il vero promotore di tutto questo è il dio denaro. Non c'entra niente gli omosessuali, la felicità degli omosessuali, la libertà di... Li usano tutto per questo. Io sono nessuno e conosco il lato oscuro del potere e vi dico, non fatevi fregare dai sostenitori dell'ideologia gender. Qui non c'entrano niente i diritti degli omosessuali o la felicità delle coppie gay. Dietro le belle favole che vi raccontano c'è il capitalismo che cerca di infrangere l'ultima frontiera. Dopo aver distrutto le frontiere, dopo aver cancellato le identità, ora l'impero cerca di eliminare le diversità fra i sessi. Lo scopo è quello di creare l'individuo unisex, lo schiavo perfetto, l'individuo a cui si può vendere qualsiasi cosa. Questo è l'obiettivo del capitalismo finanziario, mettere tutto in vendita, persino i diritti e la vita delle persone. Non c'è più bisogno di fare un bambino. Oggi potete semplicemente comprarlo, basta che abbiate un sacco di soldi da spendere. Andate su internet, andate sul forum di Biotexcom o su siti come surrogacy.ru. Troverete senza fatica una madre surrogata pronta ad affittarvi il suo utero. A seconda della vostra disponibilità economica, potete scegliere dove comprare un figlio. Se siete ricchi, scegliete gli Stati Uniti. Comprare un figlio tramite maternità surrogata costa fra gli 80 e i 100.000 dollari. In Canada, 90.000 dollari. In Ucraina o in Polonia, fra i 40 e i 50.000 dollari. In Grecia si va dai 40 ai 70.000 dollari tutto compreso, tra madre surrogata e donatrice di ovuli. In Thailandia per un figlio si spendono 52.000 dollari, in Cambogia e in Messico 45.000 e se non avete tanto denaro potete rivolgervi al Nepal, dove i prezzi sono intorno ai 35-45.000 dollari. No, in tutta questa storia diritti non c'entrano, è una questione di mercato. La propaganda a favore del gender è ovunque, su tutti i mass media, va di moda. Da Miley Cyrus alla top model Cara Delevingne, i VIP dicono nelle interviste di avere una sessualità fluida. Non sono più gay o lesbiche o eterosessuali, sono fluidi. Non sono nulla. Hollywood, la più grande industria culturale del mondo, è in prima fila nel sostenere il progetto dell'umanità unisex. Non ci credete?
Guardate Jaden, il figlio di Will Smith, è il nuovo paladino dell'unisex. È stato scelto come volto della campagna di Louis Vuitton perché ama indossare la gonna e fa tendenza. Grazie a lui l'unisex ha aperto un nuovo mercato e tutti i VIP si sono messi in fila. I diritti e la felicità non c'entrano niente. Questo è soltanto un grande inganno, un piano distruttivo per creare un mondo fatto di individui tutti uguali, senza nazione, senza lingua, senza sesso, senza identità. Individui che si spostano dove e come vuole il grande capitale mondiale, che comprano tutto quello che gli viene imposto. Ma non fatevi fregare dalla propaganda. Parola del vostro nessuno, l'unico che vi dice la verità. È questo che sta accadendo adesso ed è reale, non è in un mondo virtuale, non sta succedendo lontano da noi, succede nelle nostre scuole. E quindi ci fanno credere che siamo liberi e ci fanno pensare come vogliono loro. Quindi chi vuole essere realmente libero deve pensare con la sua propria testa. E oggi per oggi questa è una grazia che dobbiamo chiedere a Maria Santissima, avere il coraggio di pensare con la propria testa e difendere i nostri principi, prima di tutto naturali e dopo quelli divini del nostro Signore. Sia lodato Gesù Cristo.